Record di nuovi positivi in Veneto, quasi 3.000 nelle ultime 24 ore, boom a Treviso con 700 e a Vicenza sono sorvegliate 5 persone rientrate dal Sudafrica dove dilaga la variante Omicron. Il Veneto chiude i centri tamponi delle ULSS ai Novax, il personale serve per il tracciamento negli ospedali, test ai sintomatici ma non a chi va solo per ottenere il Green Pass. Dimesso dall'ospedale Lorenzo Damiano, ex leader Novax, che dopo il Covid diventa testimonial del vaccino e sulle manifestazioni dice attenzione, piazze manipolate. Dramma Curtarolo nel Padovano, 37enne muore in casa soffocato dalle esalazioni dell'incendio divampato da un phon dimenticato acceso sul divano. Ricercato con mandato di cattura internazionale per terrorismo, un tunisino affiliato all'ISIS ha vissuto per un paio di mesi nel veneziano dove è stato rintracciato e arrestato. Auto di lusso sono accusati di truffa, reati fallimentari e bancarotta i componenti della banda bloccati da carabinieri e guardia di finanza. Dal Veneto a disposizione di città e regioni le linee guida per gli interventi necessari a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, il progetto presentato a Padova, comune capofila. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Il nuovo record segnato sul fronte del contagio da Covid in apertura della nostra edizione regionale. Si sono sfiorati i 3.000 nuovi casi di positività nelle 24 ore. Così ci dice il bollettino di giornata della regione con azienda zero. Per la precisione lo vedete 2.873 nuovi casi, 6 sono state le vittime del virus, gli attualmente positivi, ossia i cittadini veneti in isolamento, sono 33.828, 111 posti letto occupati in terapia intensiva, 588 in area non critica. Entrambi gli indici sono in aumento. Domani intanto il governatore del Veneto Luca Zaia ha indetto una conferenza stampa a Marghera alle 12:30 che ovviamente come sempre seguiremo in diretta. Nel Vicentino in particolare il contagio fissa una cifra superiore ai 500, ma massima è l'attenzione delle autorità sanitarie sulla variante Omicron. Ci sono infatti 5 vicentini rientrati dal Sudafrica sorvegliati proprio in queste ore. Non si conosce ancora in Veneto dove la prevalenza dei nuovi positivi deriva dalla variante Delta, ma le autorità sanitarie hanno alzato la guardia nei confronti della nuova variante del Covid-19, la variante Omicron. Per questo, da circa una settimana, su input della Regione, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS Otto Berica ha preso in carico 5 connazionali residenti nel territorio di competenza rientrati dal Sudafrica, stato dove la variante si è pericolosamente diffusa o arrivati in Italia dopo uno scalo in Sudafrica. Attualmente sono negativi, stanno bene, osservano però precauzionalmente un periodo di quarantena, per cui per il momento possiamo dare un'informazione di tranquillità. Può essere che questa variante sia maggiormente contagiosa, ma non è ancora provato che dia una malattia grave o che non sia fronteggiata dall'argine vaccinale. Messaggio rassicurante quello che arriva dalle autorità sanitarie che ricordano ai vicentini in vista del 6 dicembre che non serve prenotazione per chi volesse fare la prima dose di vaccino. Al fine di favorire al massimo chi desidera usufruire in questo momento dell'inizio vaccinazione, l'unico accesso libero, lo ripeto, è per le prime dosi. Possono presentarsi negli orari di apertura dei centri. Tutte le altre dosi booster invece è preferibile e l'entrata viene concessa appunto su appuntamento proprio perché altrimenti si creano assembramenti e fraintendimenti con la popolazione. Così nel Vicentino, mentre nel Padovano si faranno solo tamponi diagnostici. Così ha deciso l'ULSS 6. Stop quindi ai test per intenderci rivolti ai non vaccinati che vogliono il Green Pass.
Tamponi solo per chi ha i sintomi, basta invece i tamponi per i non vaccinati che necessitano di Green Pass. I Covid Point dell'USL Saiugania sono i primi in Veneto a mettere in atto la stretta regionale ai tamponi non diagnostici, ovvero quelli a pagamento. In queste settimane, con l'aumento dei contagi, la forza lavoro dell'USL Padovana è destinata al tracciamento dei contatti e con il boom di richieste di terze dosi e anche di prime dosi di vaccino, molti operatori sono stati messi a rinforzo anche del personale impiegato negli hub vaccinali. In realtà, fin dall'inizio in tutti i Covid Point della provincia di Padova le richieste di tamponi a pagamento sono state scarse, al massimo un centinaio al giorno, da qui la decisione di sospenderli progressivamente per dare spazio ai tamponi diagnostici e per il tracciamento dei contatti dei positivi. A questo si aggiunge la mole di lavoro dei tamponi nella RSA, nelle strutture ospedaliere e nelle scuole sentinella. I tamponi a pagamento per il Green Pass si faranno ancora per qualche giorno fino ad esaurimento delle prenotazioni di novembre, poi i test si faranno solo a chi ha sintomi o è un contatto stretto di positivi. Dopo Padova, che chiude i Covid Point ai Novax, potrebbero aggiungersi anche l'USL Serenissima e l'USL Scaligera. Oggi la nostra Anna De Roberto ha incontrato Lorenzo Damiano, leader dei pescatori di pace, dimesso proprio oggi dall'ospedale di Vittorio Veneto, dove era ricoverato in terapia subintensiva. Una storia che vi abbiamo raccontato per primi e che ha fatto letteralmente il giro d'Italia. Non si può mentire, non si può mascherare. Quindi la verità va denunciata, va detta nell'amore, nella pace, nella comprensione, senza mai più ribellioni e proteste tra un gruppo anziché un altro. Sesto piano, Vittorio Veneto, reparto Covid. Lorenzo Damiano, leader del movimento Norimberga 2, ultracattolico, una delle voci più forti e ascoltate contro la dittatura sanitaria, non vaccinato. Questa volta esce da guarito. Dopo aver contratto il Covid, per parlare con noi davanti ad una telecamera. Sarà dimesso tra pochi minuti, pronto per tornare alla vita. Ad attenderlo giù la moglie. Mia moglie, ci dice subito, troverà un uomo diverso ed è evidente nel tono della voce e nella gestualità. Mi è cascato il mondo addosso e ho detto è finita. Sorretto come sempre da una fede fortissima, Damiano racconta lo stupore alla scoperta della positività, la paura di morire, l'autenticità del lavoro di medici ed infermieri per farlo tornare a respirare da solo. Credetemi con tutto il cuore, se io avessi fatto quel vaccino anche pur sperimentale non avrei avuto le conseguenze, diciamo, che ho avuto. Qual è stato il suo più grande errore, secondo lei, allora? Qual è stato lo sbaglio? L'errore è essere pieni di se stessi a volte e infatti in questo tempo essere svuotati di se stessi è l'esperienza che Gesù ha passato durante la passione. Vuole spiegare che cosa c'è dietro a quelle piazze in rivolta contro vaccino e Green Pass, piazze che lui stesso ha conosciuto. Se i scientifici, uomini della scienza litigano tra di loro, i politici litigano, è ovvio che danno la facoltà a milioni di manifestanti e a coloro i quali in certe occasioni sono dietro, che gli fa comodo questa cosa, ma questo l'ho scoperto in questo momento. E quindi è chiaro che loro vanno nella confusione. C'è sempre qualcuno che opera nella storia, ci racconta. Questa è una guerra senza bombe. Lottiamo tutti, sanitari, politici, società civile, ma nella stessa direzione. La gente va in tilt. Io sono pronto a testimoniare. Il direttore Benazzi la vorrebbe come testimonial per la campagna dell'ULSS a favore dei vaccini. Volentieri, il dottor Benazzi ha la mia piena solidarietà. Insomma, una vera e propria redenzione. E c'è una data spartiacque, quella del 6 dicembre, quando entrerà in vigore il Super Green Pass. Così si stanno preparando gli operatori di attività commerciali e della ristorazione a Vicenza. Con il Super Green Pass si entra nei locali, senza si resta fuori. Scatta dal 6 dicembre l'obbligo di certificazione da vaccino in bar e ristoranti, obbligo per il cittadino consumatore, obbligo per i gestori dei locali che indosseranno la veste dei controllori a loro volta controllati. Ormai siamo diventati sostituti, anzi sostituti di imposta, sostituti della pubblica sicurezza. Noi non possiamo metterci alla porta a chiedere tu puoi entrare, tu non puoi entrare, tu hai il Green Pass, quale ce l'hai, vaccinale, no, ce l'hai quello là, perché l'applicazione a tutt'oggi non riconosce se
parliamo di un Green Pass fatto da vaccini o un Green Pass da tamponi. E siamo alla follia più grande. Avremo delle perdite intorno al 40%, minimo del 40%. In più dobbiamo mettere delle persone a controllare. Se questo lo Stato vuole, ci sta distruggendo ancora una volta. Se noi altri dobbiamo controllare, diciamo, tutti quelli che vengono dentro sino alla porta, è un problema. Sicché devono essere un po' più chiari. Per la sicurezza di tutti è giusto farlo, perché se c'è una legge, c'è una regola, va rispettata, punto. Questo è. Chi entra deve avere il Green Pass, altrimenti penso che passando lo scanner col cellulare venga fuori rosso chi non ce l'ha o ha un tampone. Perciò entreranno solo chi ha il Green Pass. Noi siamo molto fortunati perché comunque lavoriamo totalmente all'esterno, quindi noi il controllo, quello che sarà all'entrata del nostro plateatico lo faremo comunque. Per l'interno, ovviamente per quei 12 posti che noi abbiamo, sarà solo per il Super Green Pass. La problematica per me è all'apice, cioè ci sono delle persone che sicuramente si passano anche i Green Pass tra amici e cose del genere, quindi il controllo è molto difficile farlo che sia esatto. Le fiamme sono divampate questa mattina in una casa a Curtarolo nel Padovano. È morto un uomo di 37 anni. Lo hanno ritrovato avvolto nel fumo. Per lui oramai non c'era più nulla da fare. La tragedia tra le mura di questa abitazione di Curtarolo in via Montecengio. Alessandro Paroniti, 37 anni, proprietario della casa, è morto intossicato a causa di un incendio divampato nel salotto. L'allarme è stato dato questa mattina alle 9:30 dalla fidanzata dell'uomo, preoccupata perché non rispondeva al telefono. È tornata a casa e ha trovato le fiamme e il fumo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono entrati nell'abitazione con gli autorespiratori. Lo hanno trovato a terra in una stanza. I medici del 118 hanno tentato di rianimarlo sul posto, ma viste le sue condizioni disperate hanno deciso di trasportarlo in elicottero all'ospedale di Padova. Il 37enne però è morto durante il volo. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l'incendio sia divampato a causa di un phon lasciato acceso sopra il divano. L'esatta dinamica, però, potrà essere stabilita solo dopo la perizia dei vigili del fuoco. Alessandro Paroniti lavorava come macellaio in un negozio di carni a Limena. Viveva in questa casa di Curtarolo insieme alla fidanzata, che ora è sotto shock. I vicini lo descrivono come una persona riservata, ma molto educata e molto disponibile. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri per le indagini. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia per confermare le cause del decesso. Ricercato con mandato di cattura internazionale per terrorismo, un tunisino affiliato all'ISIS ha vissuto per un paio di mesi nel veneziano, dove è stato rintracciato e arrestato. È un personaggio organico, o almeno così viene definito dall'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale della Tunisia, organico ad una cellula dell'ISIS che aveva il compito di effettuare, preparare e portare a termine attentati con utilizzo di ordigni esplosivi. Per circa un mese e mezzo, un tunisino 25enne, membro di una cellula terroristica organica all'ISIS, ha vissuto in una struttura d'accoglienza per migranti nella prima periferia veneziana. È stato arrestato al CPR di Gradisca di Sonso, dove era stato trasferito da Venezia perché ritenuto cittadino socialmente pericoloso, raggiunto da un mandato di cattura internazionale del Tribunale di Tunisi per partecipazione ad associazione terroristica e atti di terrorismo in Tunisia. Un mandato di cattura internazionale convalidato dalla Procura Generale di Trieste in attesa delle procedure di estradizione. In Italia non ha fatto alcun tipo di attività preparatoria per fare attentati. Come è arrivato in Italia? È arrivato in Italia sbarcando in Sicilia. Ha effettuato il suo periodo di quarantena in Sicilia ed è stato poi collocato nelle strutture previste dalla legislazione italiana in provincia di Venezia. L'arrivo in Sicilia è di fine agosto. Dopo che l'Interpol aveva segnalato alle nostre forze dell'ordine la presenza in Italia di un tunisino contiguo all'ISIS, il 25enne è stato immediatamente localizzato nel veneziano. Da ottobre a novembre tutte le sue attività sono state poste sotto strettissima sorveglianza della Digos, fino al trasferimento a Gradisca di Sonso, una volta identificato con certezza
nel ricercato dalla polizia tunisina. Quanto era pericoloso? Che idea vi siete fatti? Ma ribadisco, in Italia non ha dato alcun tipo di pericolosità, non ha denotato alcun tipo di pericolosità. Questo non vuol dire nulla nella maniera più assoluta, perché noi sappiamo che il circuito di terrorismo può far sì che le persone vengano a mimetizzarsi senza alcun tipo di problema. Al momento è una cosa che una domanda alla quale non si può rispondere. Sono invece accusati di truffa, reati fallimentari e bancarotte i componenti della banda specializzata in un commercio fraudolento di auto di lusso bloccati grazie a un'indagine congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza. Succede a Vicenza. 56 persone truffate, un tentativo di truffa. Nasce alla fine del 2018 l'indagine dei carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza che scoprono come una concessionaria poi chiusa di Montecchio Vicentino si fosse specializzata nella vendita su siti online di auto di lusso. Dopo essere state testate dai clienti che versavano cospicue caparre, le auto non venivano però mai consegnate. È stato grazie a un controllo di routine che i carabinieri sono partiti nell'indagine. Prima ancora dell'inizio delle indagini finalizzate alla truffa, il comando carabinieri competente per territorio, la tenenza di Montecchio, aveva fatto un controllo definito da noi di routine, identificando sia il proprietario e facendo un inventario di tutte le autovetture presenti. Dato questo, che poi è stato di fondamentale importanza nel proseguo delle indagini. A capo della concessionaria un 48enne di Pove del Grappa che, chiusa la partita delle truffe a privati cittadini, avrebbe cercato di aprire quella della truffa allo Stato, dando vita a 2 concessionarie fittizie con sede a Marano Vicentino, grazie al sostegno di 2 sodali, un 49enne di Vedelago e un 75enne di Marano Vicentino, che rivendevano auto di lusso, Porsche, Range Rover, Audi, acquistando le prime in Italia, poi tra Germania e Francia, arrivando, grazie a una serie di operazioni inesistenti, a un'evasione dell'IVA di oltre 1 milione di euro. Ben più ingente il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. 2.300.000 euro di sequestro preventivo che è stato quantificato sulla base dei reati di natura tributaria, nonché operazioni di autoriciclaggio e di trasferimento fraudolento di valori. Operazioni che sono state avviate, sono in corso e verranno appresi beni mobili, immobili, nonché disponibilità finanziarie in capo ai soggetti e alle società coinvolte. Numerose le perquisizioni eseguite in queste ore che hanno coinvolto una 50ina di militari dell'Arma e delle Fiamme Gialle. Tra le misure cautelari emesse, altre 3 persone sono indagate a piede libero. Sfuggito alla cattura, il 48enne di Pove del Grappa si è costituito presso i carabinieri di Castelfranco Veneto. C'è la pubblicità fra poco. Ritorniamo in studio per parlare dei temi occupazionali, in particolare del caso Ideal Standard di Trichiana, una delle aziende malate croniche della Valbelluna. Si è svolto oggi d'intesa con il MISE, il primo tavolo regionale di monitoraggio delle azioni avviate per trovare una soluzione industriale per lo stabilimento di Borgo Valbelluna. Durante l'incontro presieduto dall'assessore regionale Elena Donazzana sono state presentate le modalità di ricerca, analisi e valutazione delle manifestazioni di interesse per l'acquisizione del sito. In fase di confronto è emerso che in questi primi giorni di piena operatività dell'accordo sottoscritto tra le parti sono già pervenute varie manifestazioni di interesse informali al sito trichianese da parte di soggetti industriali sia nazionali che internazionali. Il tavolo regionale è stato aggiornato al prossimo 15 dicembre. Dal Veneto a disposizione di città e regioni le linee guida per gli interventi necessari a contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Il progetto VedeAdapt è adottato da 32 comuni. Vediamo. Crescita delle temperature medie, incremento della frequenza di fenomeni estremi come alluvioni e grandinate, aumento delle ondate di calore con conseguenti periodi di siccità. Sono alcuni degli effetti causati dal cambiamento climatico registrati negli ultimi anni in Veneto centrale, che mettono a dura prova la resilienza delle città anche in termini di impatto economico.
Padova capofila del progetto europeo Life Veneto Adapt insieme a Vicenza, Treviso, area metropolitana di Venezia. Qui sono state analizzate le vulnerabilità e le possibili azioni di adattamento, sviluppando un metodo per la programmazione degli interventi e delle linee guida, a cui hanno già aderito 32 comuni, di cui 6 città europee, con lettera di intenti per impegnarsi a seguirle. Ci ha permesso di lavorare attraverso l'individuazione di quelli che sono i rischi di un territorio, che fondamentalmente sono le isole di calore e gli eventi estremi e gli allagamenti. Dall'altra, partendo dalla conoscenza di questi dati, abbiamo potuto andare a individuare gli interventi da realizzare, che possono essere interventi più ampi di pianificazione piuttosto che interventi puntuali che si realizzano nel territorio. È arrivato il momento di realizzare, si associa al bla 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 della paladina dell'ambiente Greta Thunberg, il meteorologo Mercalli, che ribadisce l'importanza degli enti locali. Gli enti locali hanno un ruolo importante nella pianificazione, sia nell'agevolare tutte quelle pratiche che limitano lo spreco energetico, ma hanno anche un grandissimo ruolo nell'adattamento. L'adattamento al cambiamento climatico, che purtroppo è già in atto. Il ritardo dei 30 anni nel limitarlo purtroppo ci porta già oggi in una condizione di emergenza climatica. E a proposito di clima, concentriamoci sul brevissimo periodo e vediamo insieme le previsioni del tempo. È tutto per questa edizione regionale. Grazie per l'attenzione e buona serata. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio, ecco che nella giornata di venerdì 3 dicembre il tempo sarà in miglioramento. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà più asciutto e stabile, cielo in prevalenza sereno, salvo per occasionali e residui annuvolamenti a inizio giornata, soprattutto sulla pianura più orientale. Probabile nuovo aumento della nuvolosità dal pomeriggio in montagna, ma sempre senza conseguenze. Vediamo anche le temperature, le minime saranno intorno allo 0, le massime invece sui 5-10 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato ovunque, senza precipitazioni, solo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra -2 e 1 grado, massime sugli 8-10 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Sarà una splendida giornata, come vediamo, caratterizzata dal sole e da un cielo limpido o al massimo velato. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 5-6 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.